Luporco di Donna Rosa di Guglielmo Triolo. La condizione sociale era di tale povertà che in ogni famiglia tutti i componenti, sia vecchi che bambini, erano chiamati a dare il proprio contributo lavorativo per portare a casa quel poco di denaro o altro prodotto della terra e tirare avanti la carretta. I più anziani si adoperavano in cucina, stavano sempre impegnati a far quadrare i conti e con molta fantasia si dovevano inventare la cena. Oggi broccolo astofato, domani pasta con le fave, per secondo qualedda fritta e zalichi per sera, e via di questo passo. Oppure rammendare con quel poco di cotone racimolato qua e là da vecchie calze i buchi delle calze più nuove. Servivano per indossarle con scarponi di cuoio ricordo della seconda guerra mondiale, i quali venivano trattati amorevolmente con ammorbidente casareccio fatto con grasso di animale, che le persone chiamavano lusivo. Anche i bambini di pochi anni erano utilizzati in vario modo. Alcuni erano messi con capacità di comando a guardare la grapa di famiglia mangiare tra l'erba della fenaita e spostarla da un posto all'altro senza dire o chiedere permesso. Altri venivano impiegati per la raccolta degli spicchi di mandorla, la cosiddetta angita. Venivano sistemati a sedere ai bordi di un grosso tavolo e scartavano le spicchia della scorcia, ma con precisa avvertenza: non dovevano mangiarne nemmeno uno perché tutto doveva essere venduto. Di solito l'avvertenza non veniva mai osservata, anzi, all'allontanamento anche momentaneo della donna di comando, velocissima era la mano che in un attimo metteva in bocca un pugno di spicchi, che con masticare lesto, a rischio d'affocarsi, quel boccone veniva subito inghiottito. Quando la cosa veniva scoperta da parte della proprietaria, succedeva la sciarra, rimproveri per tutte, assecutamento dello piccerino alla casa e accurzamento delle soldi che si ci avviene a dare. La cosa si allungava fino alla sera e quando lo padre dello piccerino veniva dalla campagna, dopo una discussione che durava almeno una mezz'orata, le cose tornavano allo suo posto. Lo piccerino diceva che non lo faceva più e tutti erano contenti. Buona ci finì lo pecciotto che non buscava 4 corriate o 4 scoppolettuna dello padre. Chi andava al lavoro nelle campagne per questione di tempo e per essere più produttivi usciva di casa molto presto, quando non era ancora l'alba. Il risveglio si poteva considerare fatto in nottata. Prima ci si doveva lavare e sistemare, fare colazione, preparare attrezzi, pane e companatico e alla fine, prima di mettersi al lavoro, fare a piedi in compagnia di tutta la famiglia la strada per raggiungere luoghi che per il territorio di Partanna potevano anche essere di chilometri. Tale era l'affanno di prima mattina nel preparare tutto che in casa di Donna Rosa per la fretta successe una tragedia. La famiglia, oltre ai componenti umani, era comprensiva anche di un maiale che tutti chiamavano Luporco. Tutti gli volevano bene, ci giocavano ed erano premurosi con lui, chi venendo dalla campagna gli portava della frutta, chi invece si adoperava a impastare la caniglia e insomma in famiglia era trattato meglio di un figlio. Tutti osservavano e commentavano i cambiamenti che l'animale faceva nell'approssimarsi del Santo Natale. Si capisce subito che l'animale doveva, per le feste natalizie, riempire quel vuoto di carne che durava dal Natale precedente. Ma quella mattina, per un caso fortuito, le cose andarono diversamente. Nessuno chiuse la porta che dalla stalla cucina andava nelle altre stanze. Così, mentre la famigliola era intenta al raggiungimento delle terre da coltivare, Luporco, sentendo odore di farina ed altro, si incamminò verso la scala che portava al primo piano. L'odore era invitante e lo prese per la gola. Individuò la giarra con l'olio di oliva tappato con un pezzo di legno dove sopra, in maniera candida, era posato un sacco di farina macinato al mulino
che emanava l'invietante odore. Tutto successe in quella stanza. Lo porco, per mangiarsi la farina, saltò sopra la giarra, ma il tappo non resse e ci cadde dentro. Stramortito e impaurito stava per affogare nell'olio, si girò e si rigirò e la giarra abboccò. Tutto l'olio finì per terra e con la farina si impastò. Ma l'olio con la farina dava appetito all'animale, che per tutta la giornata mangiò e si riposò. Ma sapete dove si riposò? Ebbene sì, si riposò sul letto di Donna Rosa e Don Miccione. Il letto, sistemato in grande stile, era lì a portata di mano, con cuttonina giapuntata di colore rosso giuriata e scendeletto fatto di pelle di grapa, chissà da quanto tempo ammazzata. La sera tardi, quando stanchi dal duro lavoro, i componenti al completo arrivarono a casa e aprirono la porta d'ingresso, nessuno capì ad un primo acchito quello che era successo. Vista la porta aperta, in un primo momento si cercò il colpevole di tale trascuratezza. E intanto Donna Rosa cercava lo porco, che a uno sguardo generale dal piano terra risultava assente. Le scale furono salite con orecchio attento e con occhio vigile, ma arrivato all'ultimo gradino, taratàn! Il grido di dolore, egregiamente emesso, fece capire a tutti i componenti familiari, compreso tutto il vicinato e strade limitrofe, la gravità della situazione. Qualcuno pensò a una morte improvvisa di Don Miccione, chi invece ipotizzò una bolletta esattoriale di grande somma, chi invece con spirito realistico preventivò l'arrubamento dello porco. Ma sbagliarono tutti, nessuna delle ipotesi andò a buon fine. In quelle bestemmie si notò in particolar modo quanto la famiglia Paladino era compatta, un'unità di intenti che non si era mai vista. Tutti si auguravano a vicenda scattamento de core, paralisi a tutto spiano e per tutti l'augurio che ci venisse una scringia. La cucia era tutta china di farina e olio e lo porco si cirsecava tutto. L'impasto era pronto, fermentato e lievitato, pronto per infornare. Al richiamo di quelle bestemmie tutti accorsero, i vicini e quasi parenti di quinto grado. Tutti dettero una mano, cu cudia farina, cu scopava la casa, cu non faceva niente perché era confuso di tutto l'inferno che vedia, cu confortava a Don Miccione che quasi non aveva caputo niente perché le scale non le podia chianare e sentia solo a sua moglie vociare. Cu squagliava lo sapone e ci dette una lavata alla stanza e alle scale. Cosa portava la cottonina alla casa per lavarla, cosa portava le lenzuola per secarle. Insomma, per farla corta, quasi tutta la nottata si travagliava. Si misero le cose a posto e le vicine, capendo la gravità della perdita dell'olio e della farina, fecero una colletta tra 5 litri dette una, 5 litri dette un'altra e alla fine la giarra si mise a buon posto. Un'anticchia di farina dette uno e un'anticchia di farina dette un altro e anche lo sacco si inchiò. Talmente la colla fu grande che la sera nella casa di Donna Rosa non si mangiava e manco si dormia. Don Miccione non aveva pace a pensare che poteva essere idolo colpevole, ma non se la cantava manco morto per lo scandalo di sua moglie. Ma come fu, per fortuna anche stamattina aggiornavo e de corsa ne scio di dice. Se ne io in campagna solo, pensando all'inverno che successe tutta la notte. Ma alla fine era contento, almeno lo sacco e la giarra aggiornarono chine.